Mister, intanto la prima domanda che mi sorge in mente è di chiederle questi primi giorni di calcio femminile nella sua vita. Ottimi, ottimi perché è una bella esperienza e se qualcuno pensa o pensava di sottovalutare il calcio femminile si deve ricredere, perché ho trovato un gruppo di ragazze veramente brave sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto fisico, lavorano tantissimo e danno dei buoni esempi a qualcuno che dovrebbe magari imparare a riceverli, ecco. La giornata tipo in questa prima settimana di ritiro. Settimana tipo sveglia 7:30, colazione entro le 8, 9:30 al campo, 2 ore e mezza d'allenamento, si rientra, pranzo, riposino, un attimo di riposo, 4:30 si riprende a lavorare altre 2 ore e mezza circa più o meno di lavoro. Ecco. Come hai trovato le ragazze a inizio preparazione e come le vorresti trovare a fine preparazione? Beh, le abbiamo trovate che è stato dato un programmino per arrivare un attimino pronte. Adesso stanno lavorando duramente, sono tutte legnose, però non si lamentano. Adesso quando ritorniamo nella normalità hanno 4 giorni di recupero e spero di trovarle molto più leggere. Parliamo sotto l'aspetto tecnico. Calcio femminile, donna, differenza rispetto al maschile? Ma guarda, non c'è molta differenza, perché ti dirò che a livello tecnico lavoro molto meglio con le donne che non fa col maschile, molto più attente. Apprendimento quindi molto più concreto rispetto al maschile, più che altro attente nel sviluppare le proprie idee, le sue idee. Esatto, sono molto più veloci a recepire. Obiettivi? Dopo una settimana? Obiettivi è quello di andare avanti con cautela, lavorando come stiamo facendo dei passettini piano piano finché arriviamo, spero, in buone condizioni quando inizia il campionato. Eccoci qua, Bomber Darry, finalmente in A2, saltando naturalmente la Serie B. Con i tuoi gol in un certo senso hai portato la formazione in A2. Come ti trovi in quest'annata con le nuove compagne? Niente, il gruppo è bellissimo, stiamo ingranando benissimo, c'è tantissime ragazze nuove, però tutte giovani, tutte che hanno voglia di lavorare, hanno voglia di fare, quindi questa è una cosa molto bella, una cosa positiva per il gruppo, per la società e per tutti. Ti aspettavi la vittoria del campionato della passata stagione e soprattutto cosa ti aspetti da questa? Guarda, l'anno scorso era quello che ci aveva chiesto la società, era l'obiettivo che dovevamo raggiungere. Siamo riusciti a raggiungerlo, sicuramente non è stato facile. Da questa stagione mi aspetto di fare bene e di fare un bel campionato e spero comunque, abbiamo tutte le carte in tavola per fare bene, le ragazze hanno voglia di fare, stiamo lavorando benissimo ormai da 10 giorni, speriamo. Tuoi obiettivi personali? Fare tanti gol. No dai, il mio obiettivo è di fare una bella stagione, anche perché ormai l'età inizia a avanzare, quindi mi piacerebbe, spero di fare bene quest'anno e poi vediamo, insomma, mi piacerebbe arrivare con questa società molto molto in alto.